Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci permette di scoprire un aspetto essenziale della misericordia, l'elemosina. Può sembrare una cosa semplice fare l'elemosina, ma dobbiamo fare attenzione a non svuotare questo gesto del grande contenuto che possiede. Infatti il termine elemosina deriva dal greco e significa proprio misericordia. L'elemosina quindi dovrebbe portare con sé tutta la ricchezza della misericordia. E come la misericordia ha 1000 strade, 1000 modalità, così l'elemosina si esprime in tanti modi per alleviare il disagio di quanti sono nel bisogno. Il dovere dell'elemosina è antico quanto la Bibbia. Il sacrificio e l'elemosina erano due doveri a cui una persona religiosa doveva attenersi. Ci sono pagine importanti nell'Antico Testamento dove Dio esige un'attenzione particolare per i poveri che di volta in volta sono i nullatenenti, gli stranieri, gli orfani e le vedove. E nella Bibbia questo è un ritornello continuo, Il bisognoso, la vedova, lo straniero, il forestiero, l'orfano. È un ritornello, perché Dio vuole che il suo popolo guardi a questi fratelli nostri. Ma io dirò che sono proprio al centro del messaggio. Lodare Dio con il sacrificio e lodare Dio con l'elemosina. Insieme all'obbligo di ricordarsi di loro, viene data anche un'indicazione preziosa. Dai generosamente e mentre doni il tuo cuore non si rattristi. Ciò significa che la carità richiede anzitutto un atteggiamento di gioia interiore. Offrire misericordia non può essere un peso o una noia da cui liberarci in fretta. E quanta gente giustifica se stessi di dare l'elemosina dicendo ma come darò questo che io darò andrà a comprare vino per ubriacarsi. Ma se lui si ubriaca è perché non ha un'altra strada. E tu cosa ne fai di nascosto che nessuno vede? E tu sei il giudice di quel povero uomo che ti chiede una moneta per un bicchiere di vino. Mi piace ricordare l'episodio del vecchio Tobia che dopo aver ricevuto una grande somma di denaro chiamò suo figlio e lo istruì con queste parole: a tutti quelli che praticano la giustizia fa elemosina. Non distogliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo. Sono parole molto sagge che aiutano a capire il valore dell'elemosina.
Gesù, come abbiamo ascoltato, ci ha lasciato un insegnamento insostituibile in proposito. Anzitutto ci chiede di non fare l'elemosina per essere lodati e ammirati dagli uomini per la nostra generosità. Non farla vedere, che la tua mano destra non sappia quello che faccia la sinistra, è così, no? Non è l'apparenza che conta, ma la capacità di fermarsi per guardare in faccia la persona che chiede aiuto. Ognuno di noi può domandarsi se stesso: io sono capace di fermarmi e guardare in faccia, guardare negli occhi la persona che mi sta chiedendo aiuto? Sono capace? Non dobbiamo identificare quindi l'elemosina con la semplice moneta offerta in fretta, senza guardare le persone e senza fermarsi a parlare per capire di cosa abbia veramente bisogno. Allo stesso tempo dobbiamo distinguere tra i poveri e le varie forme di accattonaggio che non rendono un buon servizio ai veri poveri. Insomma, l'elemosina è un gesto di amore che si rivolge a quanti incontriamo. È un gesto di attenzione sincera a chi si avvicina a noi e chiede il nostro aiuto, fatto nel segreto, dove solo Dio vede e comprende il valore dell'atto compiuto. Ma fare la lemosina anche deve essere per noi una cosa che sia un sacrificio pure. Io ricordo una mamma, aveva 3 figli, 6, 5, 3 anni più o meno, e sempre insegnava ai figli che si doveva dare elemosine a quelle persone che chiedevano. Erano a pranzo, ognuno stava mangiando un filetto alla milanese, come si dice nella mia terra, impanato. E bussano alla porta, il più grande va a aprirla e viene: mamma, c'è un povero che chiede da mangiare. Cosa facciamo? Ma li diamo, i 3, li diamo? Bene, prende la metà del tuo filetto, tu prendi l'altra metà e tu prendi l'altra metà e ne facciamo 2 panini. Ah no, mamma, no. Ah no, tu dà del tuo, tu dà di quello che ti costa. Questo è coinvolgersi col povero. Io mi privo di qualcosa di me per dartela a te e ai genitori attenti. Educate i vostri figli a dare così le elemosine, a essere generosi con quello che hanno. Facciamo nostre allora le parole dell'Apostolo Paolo. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Grazie.